Bentornati qua sul canale. Oggi la nostra meta è il Monte Chiadin. Al momento siamo sull'asfalto perché la strada per arrivare al rifugio Piani del Cristo è chiusa, c'è divieto di accesso. Comunque, ci aspettano 2 chilometri di asfalto e altri più o meno 800 metri di dislivello fino su. Eccoci, rifugio Piani del Cristo, la meta è là. Divieto di transito, mezzi motorizzati, super qua. Lo vedo dura transitare. Il collo è già sulle punte. Questo vi fa capire la pendenza. Oggi il meteo non è dei migliori, ma guardando le previsioni abbiamo visto che Sappada probabilmente è l'unica zona del Friuli con sole, tra virgolette, o diciamo non in mezzo alla nebbia. Scusate il fiatone, ma c'erano delle rampe in cemento durissime. Che bello! Guardate che bellezza! Oh, il mare di nuvole, sorpresa inaspettata. Pensavo fosse più nuvoloso, cioè nuvole alte, invece ci sono anche quelle basse. Bellissimo. Oggi stiamo pedalando come dei cani. Ma che bello. Ecco qua, un po' esposto, ma niente di che. Porca. Eccoci. Monte Chiadin.
Wow, che figo! Cioè, avete visto dal drone, oggi veramente tantissima roba. Intanto sta arrivando un cagnolino, come un treno su. Ehi! Siamo stati veloci perché ci abbiamo messo 2 ore e 5 minuti, quindi veloci veloci. Eccolo! Cagnolino? Ehi! Ciao bello! È alpinista, eh? Sì, sì. Un po' matto. Boh, adesso stiamo ancora un pelino, poi andiamo perché non mi sento le mani. Però oggi non mi aspettavo questa bellezza. Alla fine non è neanche difficile, ma vi dico dopo le varie info. Adesso mi godo un po' il panorama senza video e senza niente. Abbiamo trovato la finestra perfetta oggi, direi. Dalle 8 all'1, 2, poi mette peggioramento dappertutto, domani diluvio. Vi do un po' di info. Allora, dal rifugio Piani del Cristo sono circa 800 metri di dislivello e come difficoltà secondo me non ce ne sono, cioè ci sono dei punti che magari se qualcuno soffre di vertigini sono un po' esposti, nel senso che sotto avete il buco, diciamo. Per il resto niente di difficile. Noi ci abbiamo messo 2 orette a salire, tale sulle 4 dai, perché tra che ti fermi in cima e tutto. Siamo su asfalto, tra 5 minuti neanche siamo alla macchina, quindi ci salutiamo. È stato bello, giro molto interessante, piacevole, paesaggio incredibile e niente, lasciate un like e iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo giro. Ciao!